Brianza Plastica, azienda storica, definiamola così, breve ce la presenterà un pochino Simone, nel settore degli isolanti per l'edilizia e non solo, che con il sistema Isotec per l'appunto propone una soluzione per l'involucro, per tutto l'involucro, quindi sia per la parete che per il tetto, alternativa diciamo a quello che è un sistema a cappotto. Chiedo proprio a Simone da dove nasce quest'idea di proporre qualcosa di diverso. Sì, due parole sull'azienda. Brianza Plastica nasce nel 1962 come azienda produttrice di lastre in vetroresina dedicate e rivolte ai settori industriali e agricoli, diciamo, dell'agricoltura. Chiaramente segue anche nel corso degli anni altri mercati e decide di entrare nel mondo degli isolanti proprio con Isotec, la gamma Isotec. La gamma Isotec che sarà poi come vedremo una soluzione spesa sostanzialmente da Brianza Plastica come unicum e novità assoluta all'inizio anni 80 e poi è stata ripresa anche da altre realtà oltre che la nostra. È chiaro che in questo caso si parla sempre di un'azienda che, come ha fatto con la vetroresina e ha fatto col poliuretano nel caso di Isotec e con altri isolanti come il polistirene estroso, decide di investire su un qualche cosa, quindi non solo produce e vende, ma la parte di know-how, quindi la parte di studio, è proprio interna all'azienda. Questa è una cosa alla quale l'azienda tiene molto e da sempre appunto fa parte della politica proprio aziendale. Lo si capisce anche da come si propongono i materiali e da come si contestualizzano volta per volta quando si parla con i clienti. Come vedete, scorrendo le immagini, Isotec è da sempre ormai è un prodotto storico, stiamo parlando di un prodotto che ormai ha 35 anni, è un prodotto che ormai è riconosciuto in maniera importante dal panorama dei progettisti, no? E delle imprese su tutto il territorio nazionale, non solo. E è partito come un elemento quasi sconosciuto, quasi futuristico, se vogliamo spendere questa parola, di fatto è storico e ha fatto la storia del tetto. A questo punto si è deciso, più di 12-13 anni fa, di passare anche alla fase 2, cioè quella della facciata, e quindi riproponendo un pacchetto termoventilato anche in facciata. Quindi da più di 10 anni a questa parte, Brianza Plastica ha completato quella che è la gestione, se vogliamo, dell'involucro, che sia di nuova generazione piuttosto che di una riqualifica, tentando di appunto proporre questa soluzione assolutamente vantaggiosa in tutte le superfici dell'involucro. Certo, certo. Beh, interessante questo aspetto perché ha una storicità l'azienda, ma ha una storicità anche il prodotto, sebbene comunque sia una soluzione innovativa per gli aspetti che ci siamo detti. Direi a questo punto, Simone, se puoi un pochino raccontarci quali sono le caratteristiche e i punti di forza del sistema Isotec. Sì. Ti assumo magari il ruolo di relatore, esatto. così puoi condividere un pochino la presentazione. Eccolo lì. Perfetto. Arriva. Ok, Ecco. vedete, sì. Ok. Si vede la presentazione? Sì. Ok, ora sì. Vediamo tutto. Come vi accennavo prima, il pannello termoisolante Isotec nasce come elemento preaccoppiato, quindi è una novità assoluta negli anni 80. Il materiale, in questo caso un materiale destinato ai tetti a falda, è un pannello preaccoppiato per il semplice motivo che è costituito da più elementi nel nostro reparto di produzione e viene poi assemblato. E quindi l'anima del pannello è costituita da poliuretano espanso a celle chiuse e viene rivestito questo materiale isolante da una lamina in alluminio e completato con l'inserimento di un profilo in acciaio. Profilo in acciaio, detto correntino, che dovrà poi sostenere quello che è l'elemento di rivestimento. Storicamente è stato la tegola, tuttora
è un buon mercato, ma poi negli anni abbiamo reso compatibile questo pannello con tutti gli elementi di finitura esterna. Il preaccoppiato non nasce a caso, è un'intuizione tecnica, non solo commerciale ma fondamentalmente tecnica, perché deve soddisfare tutta una serie di requisiti importantissimi per gestire un tetto. Quindi noi forniamo un ottimo isolamento, data anche la conducibilità termica dichiarata lambda D pari a 0,022, e diamo una seconda internalizzazione e aggiungiamo tutti quei plus che derivano dalla presenza della camera di ventilazione di uno schermo avanzato. Come dicevamo prima, lo stesso know-how, lo stesso principio, la stessa filosofia è stata riportata in facciata, con delle piccole differenze fondamentalmente di carattere dimensionale e per quanto riguarda il profilo in acciaio, che è stato studiato appunto per lavorare in facciata e dover sostenere e andare in accoppiamento con una serie di materiali di rivestimento che sono diversi da quelli utilizzati in copertura. È chiaro che il punto di partenza è sempre quello, cioè il parallelismo tra la soluzione tradizionale che non prevede la ventilazione, in questo caso parliamo di tetto, e una soluzione che invece prevede, oltre all'isolamento, la continuità di isolamento, anche una camera di ventilazione e uno schermo avanzato. La stessa cosa è stata, come dicevo prima, impostata per quanto riguarda il ragionamento in facciata, e i plus sono ovviamente gli stessi medesimi rispetto a quella che è sostanzialmente il parallelismo fatto con un cappotto. Ripeto, noi lavoriamo su una altissima qualità del materiale isolante e delle prestazioni importanti, ma il vero impegno nostro è far percepire quelli che sono gli assoluti vantaggi derivati dall'utilizzo e dallo sfruttamento dello schermo avanzato della camera di ventilazione. In sostanza noi possiamo proporre comunque anche delle soluzioni non ventilate, perché riconosciamo che all'interno di un progetto, per più motivi, si può anche in alcuni casi proporre a ragion veduta anche delle porzioni di ciampetti o pareti non ventilate. Questo è un discorso molto tecnico che noi approfondiamo attraverso il nostro staff volta per volta con il progettista o il cliente di turno. Il principio di schermo avanzato, giusto per essere chiari, nasce proprio dallo studio anche della natura, di quello che sono le esperienze che ognuno di noi può vivere sulla propria pelle. Quindi si arriva a percepire quello che è il vantaggio di avere una casa con un'ombreggiatura importante, derivata da magari una quercia secolare, fino ad arrivare a il pacchetto di facciata ventilata moderno. Il concetto è avere un elemento, lo schermo avanzato, che riduce quello che è l'impeto, diciamo così, dell'irraggiamento solare su un edificio. Quindi, nella fattispecie, l'Isotec non è soltanto sinonimo, come indico in questa slide, di isolamento, ma è una soluzione vera e propria, completa, che ci permette di avere delle assolute prestazioni in termini di comfort abitativo, dato proprio il tipo di pacchetto che si va a proporre, quindi che presenta una continuità di isolamento, una ventilazione e uno schermo avanzato. Diciamo che la logica del preaccoppiato nasce dal fatto di velocizzare, no, la fase di posa in primis, perché non abbiamo più elementi che vengono assemblati in cantiere, ma diamo un unico elemento, un unico pannello che una volta ancorato alla superficie, in questo caso la falda, definisce già un pacchetto finito che andrà ultimato solo con materiale di rivestimento. Abbiamo lavorato moltissimo anche sulla compatibilità del pannello per quanto riguarda la tipologia di strutture, e quindi abbiamo stabilito, i nostri tecnici già dal principio dell'uscita dell'Isotec, la compatibilità con tutte le strutture che il panorama edilizio presenta oggigiorno. Ma non solo. Per quanto riguarda il tetto e anche la facciata, ma qui parliamo del tetto, si è stabilito anche che in base alla tipologia del materiale di finitura esterna, la gamma Isotec può essere utilizzata con qualsiasi pendenza, quindi dall'1% fino al 30-40%
dei tetti gestiti con le tegole. In questa carrellata vi faccio vedere velocemente quelle che sono alcune delle applicazioni possibili con il nostro pannello. In particolare vedete la varietà, no, delle tegole piuttosto che di tegole a coda di castoro, pendenze che cambiano, diverse tipologie di falda, no? Anche non solo una semplice doppia falda, ma insomma la gestione anche facilissima di abbaini piuttosto che di corpi emergenti. Vedete come questo materiale si presta ed è stato studiato per essere utilizzato in qualsiasi condizione. È chiaro che la compatibilità è una chiave fondamentale per un pannello che viene gestito in fase progettuale, viene stabilito in fase progettuale, va chiaramente pensato e abbinato al tipo di rivestimento e al tipo di edificio che si andrà poi a gestire. Quindi si spazia dalla tegola più tradizionale fino alle lamiere a doppia graffatura o a scatto o delle lamiere grecate. Quindi diamo veramente la massima margini di azione a un progettista o a un cliente dal punto di vista appunto architettonico e di finitura esterna, sempre mantenendo importantissime quelle che sono le caratteristiche del pacchetto dal punto di vista termodinamico. Quindi la cosa importante è che, visto il successo e la storia e le peculiarità del sistema tetto, si è voluto con largo anticipo cominciare a proporre questo sistema anche in facciata. Quindi parlando del nostro sistema di facciata ventilata, che un po' è una evoluzione della facciata ventilata di tipo tradizionale, che presenta numerosi passaggi, una serie di materiali che vengono, come dicevo prima, assemblati poi in cantiere. Nel nostro sistema invece viene dato un preaccoppiato, come dicevo prima, che dà sostanzialmente una velocità di posa e una compatibilità con tutto quello che è la parte strutturale o il tipo di materiale di rivestimento, e la cosa si traduce in ottime prestazioni, possibilità di gestire qualsiasi tipo di materiale, ma soprattutto costi inferiori. Anche qui era importantissimo studiare la compatibilità con tutti i supporti, con tutte le strutture esistenti sul panorama edilizio attuale, e così si è stato fatto. Siamo spinti anche oltre sulle strutture a secco, quindi abbiamo veramente fatto di tutto per rendere fin da subito la nostra gamma, la nostra soluzione spendibile e fruibile da parte di tutti. Ovviamente, come per il tetto, fondamentale è la compatibilità con l'elemento di rivestimento. Qui gli architetti in particolare possono trovare nella nostra soluzione non un vincolo, ma una possibilità alla quale poter fare riferimento, data la estrema compatibilità con tutti i materiali di rivestimento, che spaziano dal fibrocemento porto-intonaco fino a delle lastre in acciaio, in metallo, piuttosto che delle lastre in grass, del legno, dell'HPL, insomma di tutto. Chiaramente la fase cantieristica è una fase alla quale noi teniamo molto, quindi facciamo molta assistenza, sia in fase progettuale ma anche in fase di posa in opera. Diversissimi sono i casi sviluppati ormai in tutto il territorio nazionale, non solo. Alcuni esempi, appunto, partendo dalla ceramica, spaziando poi, spostandoci sulla lastra tradizionale, rifinita con un intonaco, quindi si va anche sul tradizionale, non si vede che si sta parlando di una facciata ventilata, non si nota nulla, è veramente interessante anche questa finitura. Per poi magari spaziare e spostarci su altri tagli, su altri modelli, no? di architettura. Qui ad esempio si parla di un abbinamento di isotre parete con una lastra fibrocementicia col colore in pasta. Per arrivare alla ceramica, al mondo ceramico, che è molto molto sviluppato per quanto riguarda i pacchetti di facciata ventilata, e quindi noi abbiamo trovato un buon sbocco da questo punto di vista. Come dicevamo prima, i metalli sono anche questi un filone molto interessante ed è speso in più casistiche, dal terziario fino al residenziale. Chiaramente
non dimentichiamo gli edifici scolastici, come in questo caso, dove si può lavorare molto sulla riqualifica come sul nuovo, mantenendo prestazioni importanti, come abbiamo detto prima, ma soprattutto degli interventi con una rapidità veramente importante rispetto ad altri sistemi. Sul residenziale, anche di livello, si lavora molto bene, sempre dando, assecondando quindi quelle che sono le richieste dei più esigenti progettisti e clienti. Come vedete, le finiture e i tagli sono numerosi. Qui in questo caso si parla di lastre laminate, addirittura con effetto legno, quindi ormai troviamo una quantità infinita di possibilità. Oggi il mercato offre veramente qualsiasi genere di costi, di finiture, di colori, è veramente interessante come nuovo sbocco, diciamo. Una Senti cosa Simone, interessante. una domanda, ecco, forse ne stavi cominciando, vedo, a parlare. Il tema della riqualificazione, perché oggi chiaramente ci troviamo, io l'avevo definito un anno fa quasi un periodo d'oro, no? Perché finalmente c'è una svolta molto forte su quella che è la riqualificazione dell'esistente. Lara ha accennato prima che tra oggi e domani vedremo 2 casi studio di demolizione e ricostruzione, possibilità Sì. prevista, certo. Però molti dei professionisti che ci stanno seguendo si trovano ad operare su una riqualificazione che non contempla una demolizione. Volevo sapere se questo sistema, come magari stiamo già vedendo anche dalle immagini, si presta bene a una riqualificazione. Allora, chiaramente, come ho anticipato prima, il sistema è eclettico, quindi sposa qualsiasi casistica. Chiaramente oggi si parla tantissimo di riqualifica, più di qualche anno fa, ma noi siamo sempre stati interpellati per interventi di riqualifica. La cosa interessante in questo caso, come potete vedere, questo è un centro sportivo che presentava delle facciate decisamente ammalorate. Noi con il nostro sistema, che prevede un fissaggio a secco, quindi mediante tasselli ad espansione, non abbiamo problemi particolari a andare a gestire le superfici di questo genere, no? Senza dover aggiungere altre lavorazioni, non dobbiamo ripristinare la facciata prima di intervenire. Se appunto il tassello d'espansione ha una buona presa sulla muratura, ecco, facendo le dovute prove, noi possiamo assolutamente partire subito con la fase di applicazione. Questo è un vantaggio enorme rispetto ad altre magari soluzioni che sono altrettanto valide, ma insomma presentano questa piccola pecca iniziale. Come vedete in questo caso, no, si è lavorato sul secco, quindi anche qui c'è una gestione non solo della parte legata all'isolamento, quindi alla nostra parte, ma anche alla finitura. La scelta di un materiale preaccoppiato, no, scusate, prefinito, fissato anch'esso meccanicamente, in questo caso è un HPL con dei rivetti, prevede una progettazione ma soprattutto una velocità di posa notevole. Quindi sono interventi che veramente vanno a una velocità totalmente diversa rispetto ad altre soluzioni. E sempre andando sul filone delle riqualifiche, mi viene in mente questo asilo, no, riqualificato. Come vedete non ci si è posti il problema di come gestire quella che era la muratura presente. Si è partiti con la posa del pannello, chiaramente attraverso la tessellatura, e per poi rifinire appunto la facciata con il materiale che era stato a monte studiato e previsto dal progettista di turno. Poi dal punto di vista estetico io non metto becco, ognuno chiaramente ha le sue intuizioni, i suoi gusti. Quello che ci importa come azienda che propone questa soluzione è far capire che il sistema si presta a qualsiasi necessità, ecco, a qualsiasi finitura, in questo caso taglio. Si è lavorato, ovviamente si lavora tuttora anche su edifici di un altro taglio, come questo residence, dove si è lavorato con un pannello abbinato ovviamente a un qualche cosa di un po' più moderno, quindi a una finitura ceramica per dare un taglio nuovo, no, a questo edificio che alla fine del lavoro è risultato veramente molto modificato nel suo aspetto, con una build decisamente diversa, oltre che ovviamente riqualificato dal punto di vista energetico. I tagli sono numerosi, come dicevamo prima, nel ramo industriale per esempio,
si riqualificano dei capannoni esistenti che magari non hanno, hanno parecchie pecche, non solo dal punto di vista estetico, ma chiaramente anche dal punto di vista energetico, sono molto energivori. Quindi una riqualifica di questo genere è veramente qualche cosa di risolutivo, no? Che cambia anche il valore, se vogliamo, di questo immobile e l'utilizzo. Come vedete, come cambiano, no? Anche l'aspetto di certi edifici molto, molto semplici, molto lineari, con un intervento, ripeto, molto, molto risolutivo, ma soprattutto veloce. Sul residenziale, neanche a dirlo, lavoriamo da sempre, siamo partiti, come dicevo prima, nei primi anni '80 con il tetto. Chiaramente oggi l'obiettivo è di proporre la soluzione su tutta la superficie, no? Che riguarda l'involucro. E quindi vedete come abbiamo lavorato su questo piccolo esempio di villa unifamiliare per trasformarla in qualche cosa con un taglio che può avere sempre un taglio tradizionale, ma che risulta totalmente riqualificata e rinnovata. Sono molti gli aspetti sui quali si è lavorato quando si è deciso di investire sulla gamma Isotec. Chiaramente questo è un riepilogo di quelli che sono Plus, no? Che rappresentano un po' la nostra famiglia Isotec. La cosa importante è far capire sempre che è un prodotto dalle potenzialità enormi in termini di compatibilità con strutture e con finiture, ma soprattutto ha veramente un peso specifico molto importante per quanto riguarda la parte prestazionale, performante. Quindi non solo rappresenta quello che è un plus assoluto per quanto riguarda l'isolamento invernale, quindi la gestione del freddo, ma attraverso la camera di ventilazione e lo schermo avanzato veramente raggiungiamo valori importantissimi rispetto, ripeto, a soluzioni più tradizionali. È un prodotto accessibile a tutti, ovviamente non bisogna essere degli applicatori specializzati per usare, diciamo, il materiale come il nostro e, ripeto, l'azienda investe da sempre sull'assistenza sia in fase progettuale, ma anche nella fase di affiancamento in cantiere. Quindi ci tengo molto a dirlo perché è un aspetto sul quale noi puntiamo molto da sempre e chiaramente attraverso questa politica riusciamo anche a toglierci le nostre soddisfazioni e a rendere un servizio completo ai nostri clienti e a chi ci prende. Senti, ecco, vedo giustamente i dati. Allora, visto che sei stato bravo, sei stato nei tempi, abbiamo risparmiato un minuto. Ti anticipo, ci sono veramente tante domande e molto variegate che gireremo poi ovviamente a Simone Pruneri. Peraltro, se avete curiosità o necessità di voler approfondire magari in maniera un po' più urgente sul nostro canale YouTube, così approfitto per fare un po' di pubblicità a Edicom News, trovate dei video di approfondimento, dei webinar di approfondimento fatti negli scorsi mesi, negli scorsi anni con Brianza Plastica. Una domanda che però ricorre è quella del comportamento al fuoco e se ci sono delle particolari soluzioni da dove siano richieste magari prestazioni particolari. Ho proprio 30 secondi per darti una risposta. Sì, noi ovviamente, ecco, questa è una panoramica veramente veloce, ho puntato più sulle fotografie, su alcune case history. Chiaramente noi abbiamo sviluppato in particolar modo per la facciata un prodotto che ha una classe di reazione a fuoco importante, il BS2D0, è da anni che viene già proposto e venduto, quindi ci sono delle casistiche in cui è importante ovviamente puntare più su un prodotto piuttosto che su un altro. Tengo a precisare comunque che il poliuretano espanso rigido celle chiuse è un prodotto autoestinguente, quindi non propaga fiamma, non gocciola. In ogni caso abbiamo aggiunto anche questo, un ulteriore step, diciamo, un upgrade anni fa, proprio per andare incontro alle esigenze più importanti e siamo comunque disponibili a valutare volta per volta ogni caso, anche perché è un argomento molto interessante, ma dove ci vuole un po' di competenza e secondo me va visto anche in virtù sempre del progetto, del taglio che stiamo affrontando. Quindi massima disponibilità, noi siamo ovviamente disponibili a valutare qualsiasi tipo di richiesta e ci saranno problemi particolari.
Perfetto, allora ringrazio Simone Pruneri e Brianza Grazie a voi. Plastica per questo approfondimento.